Dal 6 di dicembre entra in vigore il Super Green Pass e nuove restrizioni per i non vaccinati. Provo a simulare una giornata da non vaccinata. Posso andare al lavoro con un tampone valido come prevede il Green Pass base. Se devo andare al lavoro in autobus posso salire, dovrò mostrare il Green Pass per poter accedere. Quindi se vado al lavoro con questo mezzo pubblico dovrò avere il Green Pass anche per le piccole tratte. In questo caso anche all'interno dei mezzi di trasporto i controlli verranno intensificati. Come cambia al bar? Se voglio un caffè posso entrare, lo ordiniamo, ma la consumazione deve avvenire al banco. Nuove restrizioni per le consumazioni nei bar e nei ristoranti. Non potrò invece più consumare un pranzo al tavolo all'interno perché con il tampone non sarà più possibile farlo. La mia pausa pranzo potrà avvenire però all'aperto. Oggi sono fortunata, c'è il sole, se piove invece ci dovrò rinunciare. Nuove regole anche per palestre e palazzetti dello sport. Non potrò più nemmeno entrare in palestra come sto facendo in questo momento, diversa invece per la situazione per gli spogliatoi. Negli spogliatoi e negli alberghi potrò entrare con il Green Pass base. Finita la giornata di lavoro devo tornare a casa. A fine giornata scelgo di tornare dal lavoro prendendo il tram. Anche in questo caso dovrò tener pronto il mio Green Pass che dovrò far controllare all'ingresso. Programmi per la serata, dopo aver escluso una pizza all'aperto, provo ad andare al cinema, ma nemmeno qui per vedere un film è possibile accedere senza la vaccinazione. Stessa cosa per gli spettacoli a teatro o per le cerimonie pubbliche. Quel che è certo nella giornata di Novax è che uno degli appuntamenti fissi sarà in farmacia, dove potrà scegliere di fare un tampone rapido o molecolare.